Cari cresimandi, cari cresimati, con molti di voi avremmo dovuto già esserci visti, oppure vederci presto nel nostro pellegrinaggio a Roma. Non ci vedremo. E anche lì dove avrei dovuto fare le cresime, per un po' bisognerà aspettare. Ragazzi, impariamo la pazienza così, la devo imparare io, vorrei tanto avervi già visto, avervi incontrato e la dovete imparare voi, è difficile stare chiusi in casa, però imparare la pazienza significa anche imparare questo spirito di Gesù che ci viene donato con la cresima. Lo spirito che ci fa fare le cose che dobbiamo fare non perché ce le comandano, ma perché sappiamo che sono buone. E se dobbiamo stare distanti è solo per impedire che si diffonda questo contagio, ma per questo sì, per questo lo facciamo. Lo facciamo perché vogliamo bene alle persone, soprattutto ai nostri nonni, agli anziani, ai più deboli, a chi magari poi non si sa difendere dalla malattia. Però ecco, questa opportunità che ho di salutarvi almeno, di dirvi che vi sono vicino e che avremo modo nel prossimo tempo, quando potremo, di incontrarci, di parlarci e anche di divertirci insieme, spero. Lo spirito che molti di voi hanno ricevuto nella cresima, che molti si preparano a ricevere, ci lega, ci tiene uniti, fa di noi un corpo, una comunità, ci unisce ancora di più che non i social. Sì, beh certo, io non potrei parlare a voi senza questi mezzi di comunicazione e sono molto contento di poterlo fare, ma noi siamo uniti anche quando ci sembra di essere soli, perché è lo spirito che ci unisce, lo spirito che ci lega, fa di noi, che fa di noi fratelli e sorelle, amici di Gesù. E Lui, che è risorto, è questo che celebriamo a Pasqua. Cristo è risorto, è vivo, è con noi. Ecco, Lui è con noi e non ci lascia mai da soli, anche quando ci sentiamo tristi, anche quando preferiremo fare altro, anche quando ci annoiamo magari a casa. Lui è lì con noi. E allora una preghierina, un saluto, un ricordo, lo possiamo sempre fare. Lo Spirito che avete ricevuto, che riceverete, ci anima, allarga la nostra anima, continua a darci vita. Stiamo uniti a Lui per essere uniti tra di noi. Carissimi ragazzi, carissime catechiste e catechisti, cari genitori, cari tutti che vi impegnate nella trasmissione della fede, grazie. Grazie per il vostro servizio, grazie per il vostro impegno, grazie per tutto quello che fate per mantenerci uniti anche quando dobbiamo essere distanti, ma i nostri cuori sono uno, perché battono assieme al cuore di Cristo, che ci ama e, lo ripeto, è risorto e non ci lascia mai soli. A tutti voi, carissimi e carissime, di cuore, dal profondo del mio cuore, buona Pasqua di Resurrezione a tutti.